È costante e preoccupante l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva, anche se a marzo la situazione era ben diversa. Prima in un mese 356, oggi in un mese ne abbiamo 122. Non sto dicendo che sta andando bene, che sia chiaro, siamo non preoccupati, di più, perché comunque se sta roba non si ferma, dobbiamo capire quando la curva inizierà a scendere. Nel giorno in cui il direttore generale della Sanità Veneta, Domenico Mantoan, lascia il ruolo per passare all'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, il presidente Zaia interviene sulle nomine dei direttori generali delle ULSS, tutti in scadenza fra 2 mesi. Se a fine anno il Veneto avrà una condizione epidemiologica tale per cui si possono fare dei rinnovi, li facciamo perché è giusto che si facciano i rinnovi. Se saremo ancora con l'alto mare, non escludo, in una direzione ma neanche nell'altra, che si possa anche pensare a una proroga di 1 mese, 2, 3, che qualsiasi, cioè una scelta manageriale che qualsiasi amministratore delegato farebbe. Per i soggetti fragili sono pronti all'attivazione come residenza alberghiera gli ospedali dismessi di Valdobbiadene, Noale, Bovolone, Isola della Scala e Monselice. Vi confermo che abbiamo dotato tutti gli ospedali dismessi, sono 740 posti letto, delle tubature e dei raccordi per l'ossigeno. Queste strutture entreranno in funzione qualora si dovesse arrivare alla fase più critica della pandemia.